Ogni volta che succede qualcosa a livello internazionale il conto lo pagano i cittadini e credo che francamente sia arrivato anche il momento di dire basta a queste situazioni. I prezzi dei carburanti schizzati nel giro di poche ore. In autostrada i rincari sono ancora più evidenti. Il gasolio in modalità servito raggiunge 2,50 € al litro. Caustico il sindaco e presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che non usa mezzi termini. Ci vedo francamente la speculazione e quindi cominciamo a essere vittime anche noi di questo ennesimo conflitto mondiale che poi porta a delle ripercussioni. Una situazione che preoccupa soprattutto il settore dell'autotrasporto, che in Italia movimenta circa l'80% delle merci. Secondo le stime, ogni camion potrebbe sostenere oltre 2.400 € di costi in più all'anno. Questo ci impone assolutamente di mettere in atto quello che da legge esisterebbe, però viene poco applicato, che è l'aggiornamento dei costi carburanti in fattura. Il rischio, avvertono gli operatori, è che i rincari dei carburanti si trasferiscono a catena sui prezzi dei prodotti e quindi sulle famiglie. Per Carlo Calenda, leader del Partito di Azione, è in atto una speculazione inaccettabile. Le concessioni idroelettriche, quelle che fanno energia con le dighe, diciamo, no? Sì. Producono, il costo di produzione dell'energia è 20 € a megawattora. Adesso stanno vendendo a 150 € a megawattora. Sono concessioni pubbliche, cioè gliele diamo noi. Ma è chiaro che tu gliele devi dare limitando il guadagno che possono fare. Per l'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti è fondamentale che l'Europa intervenga con decisione anche sul piano diplomatico per fermare la guerra e favorire una rapida de-escalation del conflitto. L'Europa dovrebbe continuare a dire no alla guerra e dovrebbe chiedere maggiori informazioni ed essere maggiormente coinvolta su questo. Invece è piegata in modo supino alla volontà e alla prepotenza di Donald Trump.